Sono qua, ad Arquà, Petrarca, ma è qua che io spero di trovare una cosa particolare. Una giuggiola, le giuggiole, dai! Sono venuto qua apposta perché ad Arquà Petrarca c'è l'abitudine di piantare i giuggioli come pianta ornamentale, ma non solo, dai, mi sono anche informato, giuggiola o Ziziphus jujuba, il dattero cinese, viene dalla Cina, però non... Luca, so che tu sei un esperto di giuggiole. Le raccoglievi fin da bambino? Fin da bambino le raccoglievo e andavo in piazza a venderle, diciamo, per i turisti che arrivavano. Dai, le giuggiole? Le giuggiole. Ma scusa, perché tante giuggiole ad Arquà Petrarca? Questo, diciamo, è il nostro prodotto proprio tipico locale, diciamo. Qui la giuggiola è di casa e dicono che la pianta di giuggiole deve stare vicino alla casa per essere più gustosa la giuggiola e anche più bella la pianta. Allora, io sono qui come gastronomo per caso per chiederti un bel brodo di giuggiole, anche senza pasta, anche senza tortellini, solo il brodo. Ce l'abbiamo, non ci manca. Il brodo di giuggiole. Il brodo di giuggiole, non con i tortellini però. Ah no? No, con i tortellini no, perché è un liquore ad Arquà Petrarca, il brodo di giuggiola... Come un liquore? Ma dai! È un digestivo, eccolo qua. Lo si può bere anche caldo d'inverno come un punch. Aggiunto al prosecco può diventare un ottimo aperitivo. In effetti qui facciamo lo spritz del borgo al brodo di giuggiola, che è una nostra propria invenzione. Lo si può mettere sul gelato, nella Macedonia ci si può, diciamo, un po' sbizzarrire, si va in brodo di giuggiola. Ah, ecco, si va in brodo di giuggiole. Si va in brodo di giuggiole. Guarda i proverbi, cosa vogliono dire, inducono anche in errore. Invece il brodo di giuggiole è un liquore, quindi è un distillato. Come... È una macerazione, giuggiole alcol per macerazione. Buono, amaro, ma... Considerato l'amaro più dolce degli amari. Il brodo di giuggiole non poteva che essere un ossimoro vivente, l'amaro più dolce che ci sia. Buonissimo, tosto. 24 gradi. Ma poi con le giuggiole si può fare... Con le giuggiole si fa di tutto, diciamo. Facciamo dalla grappa alla giuggiola, Eh? mettiamo via le giuggiole in grappa, si fa la marmellata di giuggiola, si fanno i giuggiolotti, che sono dei cioccolatini al brodo di giuggiola. I cioccolatini al brodo di giuggiola, dai. Cioccolato puro fondente amalgamato con liquore di giuggiola. Ma è una meraviglia. Facciamo anche i dolcetti alla giuggiola. I dolcetti, con la giuggiola praticamente fai tutto. Facciamo di tutto. Dolci in fondo arriviamo a fare la cosmesi alla giuggiola praticamente. Certo, no, questo lo sapevo perché in realtà la giuggiola è usata in medicina, faceva parte della medicina tradizionale cinese e quindi è un medicinale omeopatico, ma serve per fare un sacco di cose. Tantissime cose, sì. Luca, giù, ho letto un cartello, è arrivato il gelato di giuggiola. È arrivato, sì, perché sono arrivate le giuggiole ed è arrivato il gelato alla giuggiola. Che fortuna! Sono arrivato proprio qui, ad Arquà Petrarca, quando maturano le giuggiole. E per finire Buono. il gelato alla giuggiola. Dai, ti ho mangiato un sacco di giuggiole qua, le ho mangiate sotto spirito, le ho mangiate fresche, le ho mangiate con il liquore, le ho mangiate con i biscottini. Ma qui nei miei appunti ho scritto che la giuggiola è lassativa. Diciamo che è un ottimo aiutante per l'intestino più che lassativa. Quindi posso riprendere il viaggio, Certo, che non ho problemi. certo. La giuggiola fa bene a tutti. Oh, Arquà Petrarca, la patria della giuggiola, dove vai per forza in brodo di giuggiole.